Benvenuti a Veneto in diretta. Oggi abbiamo nostro ospite Roberto Boschetto, presidente regionale della Confartigianato Imprese del Veneto. Benvenuto Presidente. Grazie. Lei rappresenta 7 importanti associazioni territoriali, alcune delle quali spiccano per numero di associati anche a livello nazionale. Contano complessivamente oltre 45.000 soci impegnati nelle più disparate categorie produttive, con quote d'export anche molto rilevanti. Ecco, allora, visto questo grande bacino che rappresentate e visto anche i tempi incerti, la prima domanda è d'obbligo: qual è lo stato di salute delle imprese artigiane in questo momento? Sì, allora bisogna partire che in effetti Confartigianato rappresenta la prima associazione in termini di rappresentanza e quindi di numeri degli artigiani. E quindi con questo abbiamo veramente il polso della situazione. La situazione in questo momento mantiene una certa omogeneità. Dobbiamo dire che da un anno circa alcune categorie hanno sofferto un pochino, ma da aprile c'è stata una ripresa. In linea di massima possiamo dire che tutti stanno lavorando bene, e che quindi insomma il mondo dell'artigianato ancora una volta, nonostante le difficoltà geopolitiche, e se non basta le geopolitiche abbiamo le situazioni di guerra, ecco, nonostante questo insomma stiamo procedendo bene, gli associati lavorano e quindi questo vuol dire che portare avanti un'economia territoriale importante. Ecco, anche le aziende artigiane hanno problemi relativi alla ricerca di manodopera. Si ha come l'impressione che i giovani, ma anche le loro famiglie, conoscono poco l'evoluzione, forse si può dire la rivoluzione che stanno vivendo in questo momento i mestieri artigiani. Ecco, come riuscite ad attrarre i giovani in un mondo che è completamente nuovo rispetto al passato? Sì, il nostro mondo culturalmente è sempre stato legato a quel lavoro delle persone che magari non avevano voglia di andare a studiare, parlo dei nostri genitori poco dopo, e che quindi andavano a fare gli artigiani. Ecco, devo dire invece che negli ultimi 20 anni è cambiato notevolmente il mondo. Al mondo artigiano si avvicinano laureati, si avvicinano diplomati, ma c'è comunque tutta un'area culturale che si è evoluta. Non per ultima abbiamo dato la presentazione da parte del ministro Bernini, il nostro presidente nazionale Granelli, di quella che sarà a Padova per prima e contemporaneamente anche nelle università di Palermo una laurea legata al mondo artigianale. Questa è una grossa novità, no? Questa è una cosa molto importante per noi, diciamo. rivoluzionaria, perché riteniamo che tutta l'area dei giovani sia un'area talmente variegata che bisogna coinvolgerla, e per coinvolgerla bisogna coinvolgere sia quelli che vanno a fare, non so, gli ITS, piuttosto quelli che vogliono prendere una laurea. Ma perché questo? Perché il mondo dell'artigianato non è solamente fatto di lavorazioni semplici, ma sempre più è legato a lavorazioni più importanti. Parlo dell'intelligenza artificiale, parlo di nuovi materiali che in tutte le categorie, perché è trasversale, escono quotidianamente. Ecco che bisogna essere preparati. Essere preparati vuol dire a partire dai nostri dipendenti ad arrivare al datore di lavoro. Ecco, quindi tutte queste novità, tutta questa crescita data dalla tecnologia, ma data anche dalla cultura dell'uso dei materiali e delle tecnologie, ecco, comporta una preparazione a 360 gradi dell'impresa. Ecco che quindi è più stimolante per un giovane dire: ma mi avvicino al mondo dell'artigianato, primo perché c'è lavoro e dà un suo reddito, secondo perché trovo quello che voglio abbracciando un'ampia area di specialità che rappresenta il mondo del. Ecco, siamo in chiusura. Grazie Presidente per la sua presenza. Si chiude Grazie a lei. questa puntata di Veneto Economia.